la domenica. Domani il tavolo tecnico del Ministero sulle grandi navi a Venezia, ma ancora una volta sono esclusi la Regione e il Comune. Vaia, il vero tavolo è il Comitatone. Mercoledì il Ministro Toninelli alla Commissione Trasporti della Camera per illustrare il futuro della crocieristica in laguna. Pellicani, ecco le 7 questioni sulle quali lo interrogheremo. Nel quartiere Pertini di Mestre monta la protesta contro il caro affitti delle case popolari. In meno di 3 giorni raccolte quasi 600 firme di famiglie che si sono viste duplicare il costo dell'affitto. Stupefacenti nascosti in più punti e decine di biciclette probabilmente rubate. Fa discutere l'esito dei controlli della polizia in 2 strutture che ospitano richiedenti asilo a Malcontenta. Abusivi e aggressivi, la banda di venditori ambulanti senegalesi nel mirino della polizia locale di Jesolo, preso a pugni un agente. Vendevano illegalmente cani su internet, la Guardia di Finanza denuncia per truffa e maltrattamenti ad animali 2 persone, 10 cuccioli salvati dal blitz delle Fiamme Gialle. A Zianigo cittadini inviperiti per l'ufficio postale chiuso da febbraio dopo un assalto al bancomat con l'esplosivo. Da mesi la riapertura viene continuamente rimandata. Ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. In primo piano ancora la questione delle grandi navi in laguna. Dal tavolo tecnico convocato dal Ministero dei Trasporti al Porto di Venezia infatti sono state escluse sia la Regione che il Comune ed è polemica. Un tavolo tecnico per discutere il futuro della crocieristica in laguna, ma oltre alle soluzioni per risolvere la questione grandi navi a Venezia che già dividono il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture dal Comune e dalla Regione, a rinfocolare la polemica c'è anche l'esclusione dalla riunione veneziana proprio di rappresentanti di Ca' Farsetti e Palazzo Balbi. Alla riunione tecnica infatti parteciperanno rappresentanti del Porto e della Capitaneria, della Guardia di Finanza e della Polizia di Frontiera, dell'Agenzia del Demanio e delle compagnie croceristiche interessate. Uno schiaffo, l'ha definito qualcuno, che replica quanto accaduto durante la visita di Toninelli dopo l'incidente di San Basilio, quando il ministro non incontrò rappresentanti di Comune e Regione. Ma guarda, noi gli schiaffi non ci fanno paura, noi andiamo avanti, non è un fatto di prove muscolari. La verità è che il Ministro aveva detto il 2 giugno in occasione dell'incidente che aveva la prosoluzione pronta. È arrivato il 2 luglio, è arrivato anche il 2 agosto, è arrivato anche il 2 settembre, il 2 ottobre, il 2 novembre, il 2 dicembre. La soluzione c'è, è pronta, è quella del Comitatone del 2017. Non è una questione di muro contro muro, è un dato di fatto e tecnico. Toninelli tira dritto, con lui Ministro afferma si risolverà un problema da troppo tempo in attesa di risposta. Ma voi vi rendete conto che di grandi navi si parla da 15 anni, ma mai nessuno aveva fatto uno studio, lo stiamo facendo noi? Abbiamo messo al tavolo i presidenti delle principali compagnie crocieristiche la scorsa settimana, a cui ho detto: signori miei, Venezia è una perla a livello mondiale, dovete adeguarvi alle necessità che ha lo Stato italiano, e le necessità dello Stato italiano sono ora quelle che prima gli altri dicevano solo a parole ma che con i fatti non portavano avanti. Dovete togliere quelle grandi navi dal canale della Giudecca e da San Marco, e iniziano a arrivare i sì. Il punto ribattono da Venezia è che il tavolo da cui bisogna prendere le decisioni è un altro. L'unico tavolo che io riconosco e conosco è quello del Comitatone, che è costituito per legge. È un tavolo che si può convocare in tempi immediati e reali, è un tavolo deliberante. L'ultima volta che si è convocato è stato il novembre 2017 e lì abbiamo deciso che il percorso alternativo al canale della Giudecca e al bacino San Marco è quello del canale dei Petroli, quindi entrare in laguna, fare il canale dei Petroli, che è già percorso dalle grandi navi oggi, che sono le petroliere, e alcune grandi navi da crociera quando ad esempio c'è il Redentore, e poi arrivare con la grande nave ad ormeggiare a Marghera, oppure con gli yacht, quindi il turismo di lusso, tramite il canale Vittorio Emanuele, andare nella vecchia marittima. Venezia sarebbe sostanzialmente esonerata da ogni passaggio. Domani a Venezia dunque la prima riunione tecnica per spostare le grandi navi dal canale della Giudecca. Non sono stati invitati, avete sentito, appunto la Regione né il Comune, ma non ci sarà nemmeno il Ministro Toninelli, chiamato a rispondere mercoledì in Commissione Trasporti alle 7 domande del deputato del Partito Democratico Nicola Pellicani.
Si apre una settimana cruciale per il destino delle grandi navi a Venezia. L'appuntamento sarà nella sede dell'autorità portuale in attesa di trovare delle soluzioni definitive per spostare le grandi navi fuori dal canale della Giudecca. Al tavolo si siederanno, oltre all'autorità portuale, istituzioni locali e compagnie di crociere. Contrariamente a quanto detto nei giorni scorsi, non sarà presente il ministro Toninelli, che invece sarà chiamato a rispondere mercoledì prossimo in audizione in Commissione Trasporti alla Camera alle 7 domande poste dal deputato del PD Nicola Pellicani. Per la riunione tecnica prevista in autorità portuale, snobbati, e non è la prima volta che accade, il Comune di Venezia e la Regione Veneto, in un replicarsi di quanto accaduto il 14 giugno scorso, quando Toninelli giunse a Venezia dopo l'incidente della MSC Opera, senza incontrare sindaco e regione. Ma a che punto siamo? Si riuscirà a risolvere questo problema secondo lei? Ma purtroppo siamo a un punto morto, mi pare. Il ministro mercoledì sarà in audizione alla Camera in Commissione Trasporti e sarò lì per porgli una serie di domande che ho già anticipato. Innanzitutto perché non convoca il Comitatone, che il Comitatone è quel luogo dove ci sono il governo, i comuni di Venezia, il porto, alcuni comuni della Gronda, tutti i soggetti interessati ai problemi di Venezia. Dal 73, quando c'è la legge speciale, si riunisce per prendere le grandi decisioni che riguardano la città e per ripartire i fondi dalla legge speciale. Bene, da quando c'è il governo del cambiamento non si è mai riunito. In attesa dunque dell'appuntamento in Commissione Trasporti previsto per mercoledì, l'incontro di natura tecnica in autorità portuale sarà un punto di partenza fondamentale. Dopo le ultime dichiarazioni del primo cittadino di Venezia, Luigi Brugnaro, le relazioni tra governo, comune e regione si fanno sempre più difficili. Tutti d'accordo a chiedere la riunione del Comitatone, l'ultima risale al 7 novembre 2017, ma a quanto pare al ministro Toninelli l'idea non piace. Torniamo ora a parlare del caro affitti delle case Ater. Siamo andati nel rione Pertini a Mestre, dove monta la protesta. Siamo stati nel quartiere Pertini a Mestre, da dove è partita la protesta contro il caro affitti delle case popolari Ater e che sta sollevando proteste in tutta la regione per l'improvviso salasso che ha visto aumentare i canoni di affitto per molti inquilini che ci vivono. Abbiamo fatto visita al comitato, il cuore della lotta e della resistenza. Giorgio Rocelli è colui che ha dato via alle contestazioni. In meno di 3 giorni è riuscito a raccogliere quasi 600 firme di famiglie che si sono visti duplicare il costo dell'affitto. Intanto qui abbiamo dovuto fare una immediata protesta perché abbiamo circa 650 appartamenti tra Ater e Insula, cioè quelli del comune, e di questi 140 sono stati colpiti duramente anche con richieste di andarsene via. Quindi grossi aumenti soprattutto per gli anziani di 3, 4 e 5 volte quello che pagavano in precedenza. La protesta che si è dilagata a macchia d'olio e che sta coinvolgendo tutte le province del Veneto sembra non fermarsi solo all'aumento del canone. Ci sono problemi anche all'interno delle case, molte delle quali in condizioni fatiscenti. Però le case da 30 anni non hanno messo un chiodo. Come ci hanno consegnate? Niente. I tetti, muri che pieni d'acqua, terrasse che hanno di tutto e di più. Al Pertini si vive con l'angoscia ma anche con la voglia di non cedere e continuare a lottare, soprattutto contro la sopraffazione. Molte case, ora vuote ed occupate in maniera abusiva anni fa, erano finite in mano alla criminalità organizzata. Con tenacia sono stati cacciati, qualcuno ci vive ancora, ma adesso è il tempo di consegnarli a chi ne ha bisogno. E sta diventando una lotta tra i poveri. Chi si vede aumentato l'affitto dice ma come mai? Quelli non pagano niente e stanno dentro e a me aumentano di 4-5 volte l'affitto. Voi capite che una cosa del genere crea scalpore e crea malumore. A Malcontenta ora, dove fanno discutere i controlli effettuati dalla polizia in 2 strutture che ospitano richiedenti asilo, ritrovate sostanze stupefacenti e decine di biciclette probabilmente rubate.
Non solo condizioni igienico-sanitarie critiche, ma anche droga divisa in piccole quantità, occultate in diversi luoghi e decine di biciclette probabilmente rubate. Non è una bella situazione quella trovata dalla polizia durante il sopralluogo, anche con unità cinofili, nei 2 ex alberghi di via Malcantona Malcontenta che al momento ospitano 80 richiedenti asilo. Non si tratta dell'unico controllo del genere effettuato dalle forze dell'ordine nella città metropolitana di Venezia, ma qui la situazione era tale da aver acceso le proteste dei residenti. Ci siamo trovati di fronte, dopo le numerose segnalazioni da parte degli abitanti della zona, all'intervento delle nostre forze dell'ordine, che ringraziamo per la celerità ovviamente, e che ha dimostrato che all'interno della struttura vi era la presenza di sostanze stupefacenti di droga, quindi un'illegalità diffusa oltre a quelle di numerose biciclette di dubbia provenienza che evidentemente andrà accertata. Il punto rimane che questi alloggi per queste persone, che spesso non hanno nemmeno il diritto di rimanere sul territorio nazionale, sono spesso mal gestiti sia per chi dovrebbe avere tutta l'assistenza necessaria, ma soprattutto diventano un ricettacolo di criminalità, di degrado e in questo caso di spaccio di droga. La relazione della polizia passerà anche per la prefettura. Nell'area sono presenti altre strutture d'accoglienza. Negli ultimi anni il numero di richiedenti asilo è calato, ma la situazione rimane evidentemente difficile, una criticità evidenziata dagli stessi controlli delle forze dell'ordine e la cui soluzione si inquadra anche in un ambito più ampio di livello nazionale. Bisogna sveltire i processi di riconoscimento, perché ci sono persone che hanno un reale diritto all'assistenza e quindi a rimanere in questo paese come profughi, ma oltre il 75% questo diritto non ce l'hanno. Se andiamo nello specifico di Malcontenta, inoltre la diminuzione c'è già stata, prima erano 180 persone, ci sono 130, però la domanda che mi viene da farmi è: com'è possibile che chi seguiva, in questo caso una cooperativa, che seguiva questa struttura e queste persone, non si fossero resi conto che all'interno vi era il consumo, l'uso e presumibilmente anche lo spaccio di stupefacenti? Fine settimana movimentato per la polizia locale sia a Jesolo che a Venezia, protagonisti venditori abusivi nella località balneare, borseggiatori in laguna. Gli agenti della polizia locale di Jesolo stavano attendendo un gruppo di irriducibili venditori abusivi decisi a continuare la propria attività sulle spiagge del litorale. Un gruppo composto da venditori senegalesi che raggiungono Jesolo da Mestre e Sandona di Piave, già tristemente noto per reazioni anche violente nei confronti delle forze dell'ordine. Una tendenza che non si è smentita. Alla vista della polizia locale, in via Levantina, uno dei venditori ha attaccato un vigile colpendolo con dei pugni al volto prima di essere fermato da altri agenti. Fortunatamente l'aggredito non ha riportato gravi conseguenze, mentre l'aggressore è stato identificato e denunciato, ma la vicenda non è isolata e genera più di una preoccupazione nella località balneare, tanto da spingere il sindaco Valerio Zoggia a lanciare un appello alle altre forze dell'ordine per un'azione comune. Agenti della polizia locale sono stati aggrediti anche a Venezia, ma qui le colluttazioni si sono risolte con un doppio arresto. In manette sono finiti 2 borseggiatori in azione sul ponte di Rialto, sorpresi ad alleggerire un turista del portafoglio. Il primo bloccato sul posto, l'altro, che inizialmente era riuscito a divincolarsi e fuggire, fermato in un secondo momento, sempre dagli agenti della polizia locale. Entrambi sono stati rinchiusi nel carcere di Santa Maria Maggiore per rapina impropria aggravata. Ed un 18enne che aveva tentato di rubare una coppia di turisti in spiaggia a Caorle è stato arrestato. Hanno afferrato uno zaino lasciato incustodito sotto un ombrellone ad Eraclea Mare, dandosi alla fuga. Una fuga riuscita solo ad uno dei 2 giovani ladri. L'altro, un kosovaro di 18 anni, residente a Musile di Piave, è stato rincorso e bloccato dal giovane derubato, un turista bergamasco, mentre la fidanzata allertava i carabinieri. Il 18enne è stato arrestato per furto in flagranza di reato. Le indagini svolte dai militari hanno poi permesso di identificare e rintracciare in breve tempo anche il complice, un 23enne romeno residente a Fossalta di Piave, denunciato in stato di libertà per il medesimo reato. Ci fermiamo ora per la pubblicità, linea alla regia, restate con noi, ci rivedremo tra pochissimo con altra cronaca dal veneziano. Rieccoci in studio con l'edizione di Venezia dei nostri TG. 2 persone sono state denunciate per truffa e maltrattamento di animali dalla Guardia di Finanza, 10 i cuccioli salvati.
L'indagine della Guardia di Finanza di Venezia era scattata dopo una querela presentata alla caserma di Piazza Barche a Mestre. Un cucciolo di razza Yorkshire Toy, comprato attraverso un annuncio pubblicato su un noto portale internet, era morto pochi giorni dopo l'acquisto. A differenza di quanto scritto nell'inserzione, il cucciolo era sprovvisto del microchip identificativo e non era stato sottoposto alla profilassi sanitaria obbligatoria. Le indagini dei finanzieri hanno portato al venditore, un italiano residente a Bolzano, e del rumeno residente a Padova, che materialmente aveva consegnato il cucciolo, assieme ad un libretto sanitario palesemente contraffatto sui vaccini somministrati, con tanto di timbro e firma di un sedicente veterinario. Nella perquisizione dell'abitazione di quest'ultimo, le fiamme gialle hanno trovato all'interno di una piccola baracca, in spazi angusti e condizioni igieniche inadeguate, 10 cuccioli per i quali l'uomo non ha saputo fornire i documenti di provenienza. 2 Yorkshire, 4 barboni nani, 3 maltesi e un bulldog francese, tutti tra i 45 e gli 80 giorni di vita, tutti pronti ad essere venduti a prezzi che potevano raggiungere i 500 euro ad esemplare. I cuccioli, ricoverati al canile sanitario dell'ULSS 6 di Padova, sono ora in buone condizioni. I 2 responsabili sono stati denunciati per truffa e maltrattamenti di animali. Ed ora andiamo a Zianigo di Mirano, dove i cittadini sono davvero inviperiti per l'ufficio postale chiuso da mesi, da quando a febbraio era stato messo a segno un assalto al bancomat con l'esplosivo. Sono 5 mesi che l'ufficio postale di Zianigo in via Scortegana è chiuso per manutenzione. L'ultimo avviso parla che questa filiale delle Poste aprirà il 29 agosto, ma precedentemente la Posta aveva affisso un altro bollettino dicendo che avrebbe aperto per fine mese di luglio, e invece ci ritroviamo ancora con le porte sbarrate. Ricordiamo che qui a febbraio c'è stata un'esplosione, ignoti hanno attraverso una bomba fatto esplodere il bancomat portandolo via, causando anche danni alla struttura, e i cittadini protestano, si lamentano sia con il sindaco, quindi con l'amministrazione, perché ci dicono che da quel giorno non è cambiato praticamente nulla. Loro sono costretti ad andare in altri uffici postali con evidenti disagi per i cittadini del posto. Ultima data prevista, quella del 31 agosto prossimo, così c'è scritto sull'avviso di Poste Italiane, e così si augurano i cittadini di Zianigo, molto arrabbiati per i tempi di attesa. La gente è incazzata perché deve andare a Milano. Siamo messi non molto bene in questo paese qui. Sembra che il comune anche ci abbia abbandonato, a parte la Posta, ma anche il comune ci ha abbandonato. Teniamo conto che non abbiamo da anni neanche uno sportello bancomat, quindi anche come punto prelievi dobbiamo spostarci. Siamo presi un po' in giro perché in una frazione dove ci sono 5 consiglieri di maggioranza, di opposizione, compresa la sindaca nata in questo paese, non abbiano fatto assolutamente niente. E se anche voi avete qualcosa da segnalare alla nostra redazione, c'è la rubrica dedicata a voi telespettatori, lo dico ad Antenna. I contatti li vedete in sovraimpressione: 351 1755 340 per i messaggi, sms o whatsapp, 0422 0230 898 per la segreteria telefonica, oppure l'indirizzo mail redazione@antenna3.it. Ed ora andiamo nel bellunese, perché anche dei veneziani hanno partecipato al campo di Villaga di Feltre per il ripristino di uno dei luoghi più martoriati dalla tempesta Vaia. Era proprio un girone dantesco qua, con abeti sradicati, pioggia che veniva giù, l'acqua lungo la valle dove siamo adesso che correva, una serata che fa venire il groppo allo stomaco. L'incubo di Vaia è ancora vivo nei racconti di chi, come Valerio Giusti, quella maledetta sera del 30 ottobre si è visto la morte in faccia. Oggi il panorama da Villaga di Feltre mostra i tetti delle case rimessi a nuovo, ma ancora operai al lavoro. Silente ma costante l'impegno dei volontari. Il campo organizzato da Lega Ambiente, che con il Comune, il CAI e il Consorzio Costa Lunga Valgranda è in corso da una settimana, già può raccontare un lavoro importante attraverso l'esperienza di chi si sta prodigando, arrivando anche da lontano. Mi piaceva l'idea di poter essere utile, dare un
contributo per un territorio che comunque fa parte della mia regione, quindi del Veneto, e sono venuta qui e ho trovato più di quello che avrei mai pensato. Questo è stato certamente uno dei luoghi più colpiti dalla tempesta a livello d'ambito cittadino. Feltre è senza dubbio il territorio che ha pagato di più. Noi avevamo fatto una prima stima all'inizio tra patrimonio pubblico, attività produttivi, siamo oltre 20 milioni, però probabilmente questa stima qua è destinata a essere rivista e rialza, perché basta vedere anche la gestione della montagna, cioè si fa fatica a quantificare il danno, che non è un mero danno solo di perdita di esemplari di alberi, ma anche un perdita di biodiversità, di paesaggio, quindi una serie di indicatori che spesso non sono tangibili. Al campo di Legambiente tanti giovani che hanno mostrato sacrificio e abnegazione. Giovani veramente che danno speranza anche a questo nostro mondo che sembra che sia tutto sulle spalle di vecchi, invece sono di giovani bravi davanti. Essere intervenuta in una situazione per ristabilire un equilibrio per un evento del genere a me premeva tanto, per il fatto di non rimanere solo a casa a lamentarmi, ma a mettermi in gioco. Ed ora parliamo di cicchetti, piatto caro alla tradizione enogastronomica veneziana. I piattini classici da aperitivo preparati nei Bacari rivivono in una nuova pubblicazione creata da Sandro Brandolisio. Vediamo. Lui è il giornalista Sandro Brandolisio, esperto come noto in tradizioni veneziane. La sua passione per la cucina è stata racchiusa nel suo ultimo libro, I cicchetti. Pare dal francese, da cicchettare, da spezzettare, insomma. È lo stesso editore del libro a darcene un assaggio. Mangiavano quello che si trovava, soltanto per capirci, le lumache, le rane, erano le uniche proteine che mangiavano sti poveri cristi, altrimenti per l'agra. Trovi di tutto, trovi praticamente che i piatti tipici di varie osterie che sono anche citate, ma appunto facciamo riferimento agli anni 50-60. Troviamo intanto il recupero di tutte le frattaglie che si mangiavano, rumegale, tanti non sanno neanche cosa cos'è, l'esofago, a tettina, essa, poi non so, si usava moltissimo a folpetto, conso, esso, intoccio, insomma in tutte le varie combinazioni, ma fondamentalmente sono tutti piatti che avevano bisogno di un po' di manodopera ed erano soprattutto molto molto economici. Le corni veneziane, molte delle quali decisamente afrodisiache. E stimolavano, perché di solito ci aggiungevano un po' di peperoncino, insomma, un'ombra in più non te sta male. Ecco appunto le ombre, cioè il classico bicchiere di vino a cui si accompagnano i famosi cicchetti, specie durante gli immancabili tour dei Bacari, almeno quando i piatti offerti erano quelli autentici. Oggi è fatica a trovarli, ti vendono il baccalà emulsionato in scatola e te lo vendono come baccalà autoctono, no? Ma c'è sempre la buona notizia. Ecco, in sti giorni si trovano i bovoretti, ecco, questi sono ancora veri e precotti. Vi ricordo subito dopo i TG l'appuntamento con 20:10, questa sera ospiti di Nicola Zanetti, Graziano Azzalin del Partito Democratico e Alberto Villanova della Lega. È tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo. Arrivederci. Bentrovati al meteo. Nuovi temporali in arrivo sul nostro territorio, la pressione cede lievemente favorendo così il transito di un impulso instabile. Ecco il dettaglio di martedì 6 agosto. Sulla Veneto avremo un ampio soleggiamento, il cielo sarà al massimo poco nuvoloso al mattino, poi più nubi sulle Alpi con l'arrivo anche di qualche rovescio che potrà via via bagnare entro sera anche il resto della nostra regione. Temperature stazionarie in linea con la media del periodo, minime tra 15 e 22 gradi, valori massimi compresi invece tra 28 e 32 gradi circa. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Bel tempo con condizioni stabili, tanto sole su tutti i settori. Anche in questo caso dal pomeriggio avremo qualche acquazzone sui rilievi e invece sarà più asciutto sulle aree costiere. Temperature invariate con minime tra 18 e 23 gradi, massime comprese invece tra 29 e 30 gradi.
Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, dove avremo un tempo asciutto al mattino, poi temporali a carattere sparso possibili un po' su tutta la regione. Temperature minime tra 17 e 18 gradi, le massime invece risulteranno essere comprese tra 31 e 32 gradi. Dal meteo per ora è tutto, io vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.